Ma direi che qui ci sono innanzitutto 500 formaggi in esposizione, 122 appuntamenti, un sacco di prodotti tipici oltre al formaggio. Ricordiamo che noi siamo la terra delle 8 DOP, abbiamo il Talleggio DOP, il Grana Padano DOP, la Casatella DOP, l'Asiago, il Piave, il Montasio e poi il Monte Veronese. Quindi queste 8 DOP danno una dimostrazione di quanto bravi siano i nostri produttori e i nostri caseificatori. Luci e ombre su questo settore, i dazi, però pare che tutto proceda abbastanza bene al momento. Ah sì, i dazi se potevamo evitarli era meglio. Fra l'altro notizie di questa mattina che sembra che gli Stati Uniti, Trump stia decidendo o abbia deciso di rivedere i dazi oltre il 15% sulla pasta e colpirà ancora una volta anche noi, e si parla di un dazio che potrebbe lievitare fino al 107%. Questo non è bene, anche perché il mondo ha bisogno di tranquillità, incertezza e guerre nel mondo creano veramente il caos. È stato dagli industriali poco fa, qual è il messaggio per loro? Ma noi ci siamo, nel senso che hanno riconosciuto il ruolo e l'attività della Regione in questi 15 anni. Vogliamo che questo evento continui a avere lo standing che ha oggi, che ci sia, diciamo, reputazione e standing internazionale per un evento che deve crescere sempre di più. Prova ne sia che basterebbe fare la lista delle tante iniziative e tante attività che ho messo in cantiere per capire quanto sia grande questo evento rispetto a 15 anni fa. Ha anche detto è tardi per il candidato. Ah sì, io di questo sono convinto, visto considerato che il 24 e 25 ottobre chi vuole candidarsi a Presidente di Regione o a Consigliere regionale dovrà presentare la candidatura, mancano meno di 20 giorni.